Il DeLonghi Treviso Basket vola in Cina. La squadra di coach Goran Biedov sfiderà in 2 partite la nazionale olimpica Under 23 cinese, un evento di portata eccezionale che vedrà la squadra trevigiana sfidare gli asiatici il 27 e il 29 settembre. 5 giorni per poter fare gruppo prima del campionato. La prima partita sarà il 6 ottobre al Palaciconia contro Udine. Un viaggio per provare la squadra di fronte a giocatori che militano nella massima serie cinese. Per noi sarà un test importantissimo, un test valido, un test compreso viaggio che ci metterà sicuramente varie difficoltà, vari tipi di difficoltà che cercheremo di sfruttare per continuare a crescere come gruppo e come squadra di basket. La partita potrà essere vista in diretta streaming dall'Italia alle 14:30. In Cina invece il match sarà trasmesso in una rete nazionale che ha picchi di audience giornalieri di 400 milioni di telespettatori. Essere stati scelti per rappresentare l'Italia in questa tournée in Cina contro una nazionale importante come la nazionale olimpica cinese e di fronte a una platea di centinaia di milioni di spettatori in diretta TV conferma come Treviso sia ancora parte del grande basket. La prima amichevole sarà giocata a Changzhou, la seconda a Nanchino, una città con 10 milioni di abitanti, un'occasione per stringere rapporti sportivi ma anche commerciali per il futuro del Treviso Basket, e la squadra dopo i primi 10 allenamenti si presenta già a un ottimo livello di preparazione. I ragazzi sono molto disponibili, i ragazzi lavorano bene, non abbiamo avuto per fortuna nessun tipo di infortunio, nessun tipo di acciacchi, quindi diciamo che prosegue tutto bene. Certamente abbiamo una squadra dove i giocatori non hanno mai giocato insieme, quindi ci vorrà del tempo prima di trovare una giusta amalgama.